Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con l'aggiornamento della situazione Covid. La Lombardia è la prima regione per nuovi casi, sono 2.587 nelle ultime 24 ore, al secondo posto il Veneto con 2.076 nuovi contagiati, questo in Lombardia a fronte di 28.645 tamponi effettuati. In provincia di Varese sono 315 i nuovi positivi, dato superiore a quello di ieri che segnalava appunto 218 nuovi positivi. L'indice di positività risale ora al 9% dopo essere stato al 7%, resta comunque inferiore alla soglia del 10% che era stata superata negli ultimi tempi. Sono 468 i ricoverati per Covid in terapia intensiva, 3.614 negli altri reparti. Il numero complessivo dei contagiati in Lombardia dall'inizio della pandemia ha superato quota 55.000. E stando sempre in tema di emergenza sanitaria, ma parlando di scuola, lunedì potrebbero riaprire in Lombardia le scuole superiori, sempre che la Lombardia non verrà nel frattempo declassata in zona rossa. Ne hanno parlato oggi in una riunione il presidente della regione Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti col prefetto di Milano Renato Saccone. La riapertura sarebbe conseguente all'accoglimento da parte del TAR del ricorso presentato dal comitato a scuola, ricorso che mirava appunto alla riapertura degli istituti scolastici. Da parte della regione sembra esserci la volontà di dare attuazione al pronunciamento del TAR, sempre che la Lombardia non diventi nel frattempo zona rossa. E passiamo ora a Verbania, dove i carabinieri hanno tratto in arresto 5 persone con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati oltre 300 grammi di cocaina, 50 grammi di marijuana e un quantitativo di denaro contante per 2.850 euro, ritenuto il corrispettivo appunto della vendita degli stupefacenti. La droga veniva custodita in un'area boschiva. Gli arresti sono scaturiti da un'attività di indagine che ha constatato un via vai di clienti dagli spacciatori. E passiamo adesso a Somma Lombardo, dove una coppia di anziani è stata derubata in casa da due malviventi che si erano presentati travestiti, uno da addetto del gas, l'altro con la divisa da carabinieri. I due hanno convinto la coppia a farli entrare e una volta dentro hanno spruzzato uno spray che ha stordito i due anziani. I due malviventi sono poi fuggiti con un bottino di soldi e gioielli. Il fatto è avvenuto alle 10:30 del mattino in via Puccini. E passiamo adesso a Varese per parlare del nuovo parcheggio multipiano di via Sempione nel centro cittadino. Fioccano le proteste per la scarsa pulizia. Vediamo la situazione in questo servizio. Gli ascensori non sono ancora in funzione, lo ricordano anche i cartelli affissi agli ingressi del parcheggio. E questa è una lacuna pesante, visto che la struttura è su diversi piani. Ma c'è anche altro che lascia perplessi gli utenti: la sporcizia. Fioccano infatti le segnalazioni per la scarsa pulizia al nuovo parcheggio multipiano di via Sempione, gestito dalla municipalizzata AVT. Dall'ingresso pedonale sul retro, in via Benedetto Marcello, ecco le scale che collegano i vari livelli del parcheggio. Terra, polvere accumulata ai lati, una mascherina sui gradini, carte e rifiuti intorno alle biglietterie automatiche. L'immagine è insomma poco edificante. Le scale, in assenza di ascensori, sono del resto l'unica via per raggiungere i piani dove vengono posteggiate le auto. La pulizia è carente. Con quale frequenza viene fatta? È questa la domanda che si sono posti diversi utenti. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento al notiziario di domani alle ore 13. Una buona serata.